Le notti del gufo sono le sere dell'estate del comune di Joppolo Giancazio, un vario e vasto cartellone di eventi promosso dall'amministrazione Portella sotto la supervisione dell'assessore al ramo Carruba. Mettere in luce le preziosità del luogo partendo dalle ricchezze monumentali e culturali, coinvolgendo le tradizioni storiche di tutto un territorio. Questo è lo spirito con cui è stata inaugurata l'estate ioppolese. Tra le vie del paese 14 gruppi provenienti dalla provincia ed oltre, che dopo uno scambio di doni al comune hanno animato un ricco corteo storico. Questo è il terzo anno che l'amministrazione Portella inaugura l'estate ioppolese, questo periodo ricco di visitatori, di emigrati, e soprattutto il periodo in cui tutti cerchiamo di un po' riposarci dopo il lungo periodo dell'inverno. Apriamo l'estate con il corteo storico perché vogliamo proprio recuperare la memoria storica della presenza del Castello Ducale, quindi riscoprire questa identità culturale. Una bella occasione sia per stare assieme sia per condividere le nostre esperienze con questi gruppi. Abbiamo voluto regalare a tutti i gruppi un libro che è stato fatto dall'amministrazione comunale che ripercorre tutti i cenni storici della nostra comunità. Abbiamo fatto una scelta proprio di partire con un corteo storico per incontrarsi con tante altre realtà della nostra Sicilia. Una 3 giorni all'insegna della Sagra del Melone Giallo è la manifestazione di punta dell'estate ioppolese, che è anche chiamata Notti del Gufo. Siamo qui col sindaco di Joppolo e con l'assessore al ramo. Qual è la caratteristica di questa sagra? Da quanti anni è che la fate? Ma questa ormai è la 16ª edizione della Sagra del Melone Giallo, è ormai un appuntamento importante per tutto, credo, l'agrigentino, perché è un momento di festa, è un momento di degustazione del nostro prodotto, il melone giallo, che ha una tradizione in questo territorio e che nei tempi passati principalmente era un momento di sostentamento per le nostre famiglie, perché c'erano molti produttori che vivevano e coltivavano il melone proprio per sostenere le famiglie. Quest'anno ci siamo avventurati in questa sagra con una 3 giorni addirittura, l'anno scorso abbiamo fatto 2 giorni, quest'anno 3 giorni per proprio rilanciare questo nostro prodotto e nello stesso tempo cercare di far diventare Joppolo un punto di riferimento, un borgo da far conoscere e da portare gente qua a Joppolo. Avete pensato a diverse manifestazioni anche collaterali? Sì, abbiamo fatto e ci sono in questi 3 giorni molte, oltre il discorso della sagra, ci sono varie mostre di pittura, di fotografia, c'è stato stamattina la giornata del libro, perché in questa manifestazione, in questa sagra abbiamo voluto mettere proprio il discorso culturale e quindi abbiamo organizzato diverse iniziative a livello culturale. Le avete chiamate le notti dei gufi perché i gufi vivono di notte e infatti Joppolo stasera ha avuto un boom di persone qui in paese. Sì, in questi anni abbiamo deciso di chiamare l'estate ioppolese Notti del Gufo proprio perché la caratteristica di questa piccola comunità è vivere la notte come lo fanno i gufi, sia perché i gufi sono molto frequenti nel nostro territorio, attorno a Castello, attorno alla roccia del Castello, e poi perché a noi, proprio come nome a ioppolese, veniamo chiamati il paese dei cucchi, quindi abbiamo giocato un po' su questa realtà e lanciare questa idea di marketing territoriale. Credo che sia anche vincente per il fatto che il gufo è anche un animale che attrae molta curiosità, è molto intrigante come significato e quindi puntiamo su questa idea sempre di essere un territorio che vuole aggregare anche gli abitanti di altri territori che spesso e volentieri sono con noi tutte le sere, arricchiamo il nostro calendario di molte iniziative che vanno dal teatro, che vanno alle serate di animazione, al ballo, ai musical, che quest'anno sono stati ben 2,
e che permettono veramente di coinvolgere intere famiglie a trascorrere quasi ogni sera nella nostra piazza tutta l'estate, unitamente agli emigrati che ci vengono a trovare, a molti turisti che cominciano anche a prenotare le case vacanze che anche a Ioppolo cominciano ad aprirsi, e quindi ci lanciamo nel prossimo futuro a essere un paese di grande attrazione turistica, anche relativamente al fatto che il prossimo anno avremo il castello aperto, e quindi è un'altra occasione di fruizione culturale del nostro territorio. Speriamo che questo ci permetta anche di incrementare la popolazione ioppolese e di essere sempre più numerosi, sempre più ospitali con i tanti visitatori che vengono a trovarci. Non solo il pubblico vi ha scelto e vi sceglie in queste sere, ma anche i produttori sono venuti non solo da tutta la Sicilia, ma qualcuno anche da Salerno. Sì, questa è stata un po' la sorpresa, vedere dei salernitani, prodotti caseari veramente di grande qualità che sono venuti a stanziarsi a Ioppolo per 3 giorni è stata una bella sorpresa. Questo segno che la nostra promozione comincia a uscire fuori dalla Sicilia, comincia a interessare operatori di grande qualità che vogliono veramente puntare sul nostro territorio come se fosse una buona vetrina non solo per Ioppolo ma per tutta la provincia di Agrigento, e questo veramente ci inorgoglisce e ci lancia, come dire, la sfida a fare sempre meglio ogni anno, coinvolgendo sempre più operatori di multisettori. È un gelato? No, è un gelato da mangiare, è un gelato per parlare. Sicuro? Sicuro. Che devi dire, dai? Ciao a tutti! Amici nostri. Anche lei, anche lei! Che gli devi dire? Che bella! Voglio sapere com'è il melone di Ioppolo. Buonissima! Quando te ne sei mangiato? Tantissima! E com'era? Gialla! Giallo, eh? Com'era? Buono o brutto? Buonissima! Ne vuoi ancora? Sì, guarda! Tutto qui. Sì, vuoi venire con me? Ok, vieni pure con te e mangiate il melone. Venite voi a mangiare il melone? Ok? Andiamo, noi andiamo a mangiare il melone. Tutti, tutti! Dai un bacio! Anche lui, sì. Mi dai un bacino? E lo dai un bacino a te? Ciccio, ciccio! Dai, guardate là che ci fanno una foto. Lei è uno dei maggiori produttori di melone giallo qui di Ioppolo. Perché il melone giallo di Ioppolo è così buono? È così buono perché è un prodotto biologico da premettere e lo facciamo nelle terre che sono adatte a fare questo melone giallo. È da tanti anni che mio papà e tutti di Ioppolo facevano questo melone giallo. Ora poi i papà, i nonni sono tramontati, siamo rimasti io e mio fratello che facciamo, e anche altre persone che fanno queste meloni gialle. Lei non solo lo vende, ma siamo qui seduti su un'opera artistica al melone. Com'è nata questa idea? Così, un'idea che io insieme a una mia comare e un'altra ragazza che collabora insieme a noi ci abbiamo inventato questo. L'anno scorso abbiamo inventato questo cuore, quest'anno per non fare questo cuore abbiamo pensato di fare un cavallo da quella parte e questo UFO che è il simbolo di Ioppolo. Lei quanto melone produce, quanto ne esporta? 100, 400 quintali, 500, non so dire con precisione. Nel disegno, nell'opera d'arte che ha fatto, ha inserito 2 tipi di meloni diversi. Che differenza c'è? La differenza è che questo melone è un vecchio melone antico e questo è un melone novello che abbiamo sperimentato, non l'ho sperimentato io, ma quelli che fanno i piantini. È bellissimo da mangiare, ma come forma questo, se noi prendiamo un melone grande di questo ha più, questo come dolcezza, come palato, perché noi prima questo qua era dolcissimo. Ma perché era dolcissimo? Perché noi non conoscevamo questo qua. Adesso che conosciamo questo melone, questo non serve più, non lo mangiava nessuno.
Durava molto, mi raccontava. Sì, fino a Natale questo durava, lo mettevano nei barconi o appesi sulle case e durava fino a Natale aveva il melone. Anche questo dura, se lo trattiamo bene questo melone dura pure, però non ha la durata di questo qua. Un piatto tipico, caratteristico, inventato a Joppolo è il riso a base di melone giallo. Come nasce questa ricetta? Allora, questa ricetta nasce con i sapori siciliani. In poche parole abbiamo fatto un pesto di basilico e formaggio pecorino e poi abbiamo aggiunto il nostro ciliegino con il melone di Joppolo e la cipolla di Tropea. Quanto tempo ci vuole a prepararlo? Questo ci vuole 20 minuti di cottura, ha bisogno. Viene bagnato con il vino bianco e poi noi abbiamo aggiunto un altro sapore che è la zucchina verde. Poi abbiamo cercato di fare pure delle sculture sempre a base di melone. Piace questo riso? A noi l'anno scorso abbiamo avuto un ottimo successo e quindi l'abbiamo riproposto di nuovo. Quindi è una cosa che va, i complimenti sono stati tantissimi l'anno scorso e speriamo quest'anno di avere il successo di nuovo. Do you recall not long ago we would walk on the sidewalk? Innocent, remember all we did was care for each other. But the night was warm, we were golden young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. All the kiss, fire gun, we need someone to lean on. All'interno della sagra del melone giallo a Joppolo avete scelto di dare ampio spazio alla cultura. Assolutamente sì, attraverso due iniziative meritevoli. La prima il concorso letterario che è arrivato alla seconda edizione Gufi e Melone e la seconda la Fiera del Libro, una fiera dedicata agli editori indipendenti siciliani e quest'anno abbiamo la presenza di ben 10 case editrici provenienti da Palermo, Siracusa e Catania. Al concorso letterario chi ha partecipato, chi avete selezionato? Allora, hanno partecipato gli scrittori e i poeti dell'Agrigentino e non solo, coloro che sono legati dalla passione della scrittura e dalla voglia di condividere questa passione con gli altri, perché è un concorso particolare. Infatti i partecipanti hanno scritto durante tutto il giorno, è stato quindi un concorso estemporaneo. Abbiamo pranzato assieme e stasera ci sarà la premiazione. C'era un tema che avete indicato? Sì, all'interno della sagra si è voluto evidenziare questo grande amore di Joppolo verso il melone giallo e quindi dare spazio quindi alla memoria perché la sagra è arrivata alla 16ª edizione, quindi il melone giallo e il gufo, perché questa amministrazione ha rivalutato questo nomignolo diciamo, del paese in veste positiva. Quindi le notti del gufo sono state quelle che hanno caratterizzato l'estate dello scorso anno e di quest'anno e noi abbiamo voluto dare spazio alla creatività degli scrittori attraverso racconti e poesie ai due inerenti a questo tema. Esposto anche le opere di Salvatore Lodicolo, si tratta di Riciclarte. Ci spiega nei dettagli cosa sono, cosa ha scelto? Fondamentalmente si tratta di attingere a livello creativo da materiali che fanno parte del nostro vissuto praticamente. È un modo per rivisitare e reinterpretare ecco, ciò che ci appartiene come bagaglio di conoscenze. Fondamentalmente il concetto è questo. In mostra anche le opere di Giada Attanasio, cosa ha scelto di portare qui a Joppolo Giancaxi? Qui in questa per questa splendida occasione della Sagra del Melone ho deciso di portare delle opere che sono state già esposte presso il complesso monumentale di Santa Maria dei Greci. Si tratta di brani del Vangelo che sono stati da me illustrati in maniera volutamente astratta attraverso i quadri. In esposizione a Joppolo anche gli scatti di Francesco Novara. Qual è la caratteristica di questa mostra?
questa mostra che si chiama La bellezza che resiste, dove volutamente la R è staccata da esiste, perché è una raccolta di foto fatte all'interno di eventi dove ci sono scatti che ritraggono sia artisti famosi che artisti che stanno emergendo. La bellezza che resiste perché è una bellezza che esiste e resiste a quelle che sono le attuali condizioni sociali. In mostra anche lei, Filippo Galletto, cosa ha scelto di portare? Ma so semplicemente esponendo quello che è la mia Sicilia, che poi è la mia vita, la mia terra, il mio mondo, da lì a gioco. E vedi che noi abbiamo paesaggi, abbiamo le pietre su cui io faccio le sculture, che sono le pietre nostre, pietre di sale, noi le chiamiamo alabastro gessoso, alabastro rovinato. E chissà, è tutto ciò che fa parte del mio mondo, cioè che fa parte della Sicilia, è il mio mondo. Anche i giovani del territorio si mettono in gioco in queste notti del gufo e per tutte le manifestazioni estive siete qui in loco per aiutare tutti i fruitori di queste iniziative. Sì, ci teniamo comunque ad essere partecipi, a contribuire durante l'estate ioppolese, quindi ad essere ad aiuto alle persone che vengono durante le serate, sia a guidarli negli stand che a farglieli vedere e ad informarli per le nuove serate che ci saranno fino al 16 di agosto. Oggi siamo qui che è la serata del melone giallo con i vari stand e quindi cerchiamo comunque di dare una mano. Com'è il melone di Ioppolo? Troppo buono, grazie. Lei del posto viene da fuori? No, da fuori. Da dove? Porto Empedocle. Come lo sta mangiando in questo caso? Questo è caramellato, bellissimo, buono. Che ne pensa di questa serata? Bellissima perché io vengo dalla provincia di Padova. Ha mangiato bene? Benissimo. Un giudizio su questo melone? Buonissimo. Lei è di Ioppolo e viene da fuori? No, di Aragona. Poi cosa ha mangiato oltre al melone? Couscous, il riso, poi una fetta di melone e ora caramellato. Tutto buono. Molto buono, buonissimo. Buono. Bella festa stasera. L'aveva mai mangiato prima oppure no, la prima volta che lo prova? Sì, tante volte mi ho mangiato melone. No, qua però. A Napoli ci sono parecchi meloni. Lei da dove viene? Raffatale, Basino. Che ne pensa di questa serata? Come l'ha trascorsa? È una serata simpatica che tengono comunque durante il periodo estivo, cercano di far rivivere questo paese. Un giudizio sul melone e soprattutto sulla serata? Tutto bellissimo, tutto buono, tutto bellissimo. E da dove viene? Aragona. Bene, l'ho trascorsa bene. E da dove viene? Di fuori? Io vengo da Livorno, sì, ma c'ho la mia compagna che è di Agrigento, di Ioppolo, qua c'è parenti, per cui... Un giudizio su questo famoso melone? Mi sembra buono, l'ho lasciato perché non ho mangiato troppo, però mi sembra molto buono. E la festa mi sembra anche bella, sinceramente. Tanta gente, non mi aspettavo così tante persone. Un suo giudizio sul melone di Ioppolo? È ottimo, ancora non l'ho assaggiato, comunque suppongo sia ottimo. L'assaggio e ce lo dice in diretta come? Veramente l'ho preso per mia moglie e io, vabbè, lo assaggio. È dolcissimo, ma anche perché è caramellato, quindi è un'ottima scelta. Buono. È la prima volta che lo prova? Sì. E da dove viene? Favara. Veramente bellissimo, squisito, non possiamo dire altro. Siamo stati veramente molto soddisfatti e contentissimi. Bravo Ioppolo e la giunta di tutto di Ioppolo pure, il sindaco e tutti. My heart on fire. You come to me while a while. Oh, you come to me
compositore ha scelto di venire addirittura da Salerno qui a Ioppolo Giancazio, come mai? Perché a noi piace tanto la Sicilia. Ultimamente stiamo girando a fare delle fiere, delle sagre in Sicilia, primo per tanti motivi. Primo un motivo anche commerciale, per far conoscere i nostri prodotti che qui non ci sono, no? Sono prodotti completamente estranei alla vostra terra, alla vostra cosa, e quindi portiamo questa promozione di questi prodotti. E poi perché proprio ci piace tantissimo la vostra terra. Da quando siamo venuti qua le prime volte in Sicilia in generale ci siamo innamorati. Tra gli stand ce n'è uno particolarissimo che produce tutto allo zafferano. È un'azienda del territorio? Sì, è un'azienda di Ioppolo Giancazio, nasce da due amici, io e il mio socio Davide, che abbiamo deciso di coltivare questa spezia in quanto, a parte che è molto pregiata, ma anche ha delle particolari proprietà. Intanto devo dire che noi con questo zafferano, con la produzione che facciamo, riusciamo a mantenere molto basso il prezzo di mercato, siamo competitivi rispetto agli altri. In tutto ciò questa spezia, da questa spezia sono nati anche altri prodotti, tipo il liquore, la crema di liquore, abbiamo fatto il pane, il formaggio e anche la ricotta salata. Presto uscirà anche l'olio con la fragranza di zafferano. So che lo zafferano ha delle proprietà nutritive importanti. Sì, è una spezia, a parte che è una spezia molto nobile, ha delle proprietà antistress, aiuta l'apparato circolatorio, insomma, e devo dire che anche ha delle proprietà anche un po' afrodisiache, quindi per chi può essere anche interessato, quindi diciamo che è una spezia che ha molte proprietà. Intanto devo dire un'altra cosa, che la gente conosce lo zafferano solo per il risotto. Con lo zafferano devo dire che si possono fare tantissime altre cose, dalla pasta ai secondi. Come potete osservare, qui il nostro stand è pieno di prodotti a base dello zafferano. Anche Legambiente è presente qui a Ioppolo. Sì, noi abbiamo cominciato 9 giorni fa un campo nazionale di volontariato qui a Ioppolo. Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione si è messa a disposizione dandoci la scuola per allestire la foresteria. L'anno scorso avevamo ospitato dei ragazzini, quest'anno invece abbiamo degli studenti della LUISS di Roma che sono venuti qua, hanno fatto diverse esperienze appunto di vacanza lavoro e tra queste hanno collaborato anche per la migliore riuscita di questa iniziativa della Sagra del Melone Giallo. Io non supe hacerlo así, te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando, es que yo sentí, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando,
finale della Sagra del Melone, Loredana Errore in concerto. Il 2 agosto, Ioppolo Giancazio, stiamo per iniziare. Buona serata e buon ascolto a tutti. Grazie. Peace.